Dopo il pareggio in casa dell'Acqua Dolcese in pieno recupero firmato da Caltabiano sul rigore, il Giare è atteso da un altro scontro diretto. A regionale infatti arriva il Gioioso che occupa il nono posto in classifica, più 9 sui gialloblu. Per l'occasione il mister Rapisarda deve fare i conti con una pesantissima assenza, quella di Ankovic, squalificato per altre 2 partite. In attacco dunque il punto di riferimento è Tornitore, con Lemure e Giordano Santapaola in appoggio. In difesa conferma per il classe 2008 Miceli accanto a Tosto e Pietro. A centrocampo strano Sciacca al centro, con la Rosa a destra e Mascara a sinistra. Si rivede in panchina Mattia Leotta che non gioca per infortunio dal 28 settembre. Inizio di partita equilibrato, punizione di Goropsov a cercare la torre di Di Stefano. Dentro l'area di rigore, verso Muschio la conclusione, deviazione di Miceli e calcio d'angolo. Dalla bandierina va Goropsov al centro, allontana Tornitore di testa, poi contatti proibiti e nell'area piccola. Ed è rosso diretto per Di Gaetano. Fallo di reazione Dani Di La Rosa e Gioiosa in inferiorità numerica dopo soli 10 minuti. Il Giarre prova ad approfittare subito dell'uomo in più. Sciacca per Lemura, strano, Piedra, esce palla al piede, ancora Piedra, serve Tornitore, si accentra Tornitore, arriva al limite, calcia col sinistro, blocca Paterniti. Gli ospiti si difendono con ordine, qui però concedono un piazzato. Lo batte Sciacca sul secondo palo per Tornitore di testa, alto di un soffio. Minuti finali del primo tempo. Goropsov va al lancio lungo a cercare Di Stefano, la sponda col petto per Granata, salta Miceli che lo trattiene, poi fallo plateale di Granata che con una gomitata colpisce Miceli in pieno volto, rosso diretto anche per lui e doppia inferiorità numerica per il Gioiosa. Ad inizio ripresa non ce la fa Miceli a tornare in campo, al suo posto entra il classe 2007 Rosario Ardizzone. Il secondo tempo si gioca sotto una pioggia battente, la Rosa scambia con Sciacca, poi la mette al centro per Santapaola, lo stop. Lo scarico sulle mura, la conclusione respinta, ancora Lemura, il mancino in diagonale, fuori di pochissimo. Passano i minuti e mister Rapisarda effettua 3 sostituzioni, fuori Sciacca, dentro Caltabiano. Ritorna in campo Mattia Leotta dopo 4 mesi, prende il posto di Mascara. E dentro anche Cassarà, al posto di La Rosa. Caltabiano sprint sulla destra, poi prolunga verso Leotta. Il rientro sul mancino, il traversone sul secondo palo per Tornitore, troppo lungo per il numero 9. Continuano a premere il gialloblu a cacciare il vantaggio. Caltabiano serve Lemura nel cerchio di centrocampo, avanza il piccolo trotto Lemura, ancora Lemura, si porta verso il limite dell'area, una finta, salta un avversario, il sinistro dal limite, ci mette le mani Paterniti. Poi Leotta non ci arriva, contrasto con cervello, l'arbitro lascia proseguire. Minuto 82, strano per Lemura, allarga a destra per Caltabiano, intercetta alla fine Leotta, va all'1 contro 1, calcia direttamente in porta, respinge Paterniti e poi Malik mette in corner. Dalla bandierina lo stesso Leotta, sul secondo palo la palla finisce a Tosto che di testa la direziona sotto la traversa e porta 8 minuti dalla fine il Giarre in vantaggio, primo gol stagionale pesantissimo per Salvo Tosto. Un'altra sostituzione per mister Rapisarda, fuori Santapaola, dentro Musarra, Paterniti rinvio dal fondo, lo intercetta Lemura, riparte il Giarre in contropiede, Lemura allarga per Leotta, contrasto a palla lontana intanto tra Cassarà e Parafioriti, rosso diretto per Cassarà, anche lui paga un fallo di reazione, finale da 10 contro 9. Gioiosa che prova l'assalto nel finale, Paterniti allarga a sinistra, capisce tutto Caltabiano che riparte in contropiede, Caltabiano vede l'inserimento di Tornitore, lo serve sulla corsa, Tornitore entra in area, prova il sinistro, ci mette il piede Paterniti. È l'ultima occasione della partita, il Giarre conquista 3 punti importantissimi per la classifica e sale a quota 18 agguantando la Nebros. Il match di oggi ha dimostrato ancora una volta che ci sarà bisogno di lottare ogni domenica, palla su palla, per ottenere punti preziosi in ottica salvezza. Settimana prossima, altra sfida cruciale per la squadra di Rapisarda. I gialloblu faranno visita al Palazzolo penultimo in graduatoria a quota 13 e anch'esso bisognoso di punti salvezza.